Il Consiglio straordinario sulla commemorazione della caduta della Serenissima, avvenuta il 12 maggio 1797, va in scena grazie ai Tosiani e al consigliere ex PD Piero Ruzzante, che garantiscono il numero legale messo a rischio dalla diserzione di Forza Italia. La maggior parte dei consiglieri di opposizione ha invece scelto polemicamente di presenziare all'alzabandiera alpino di Treviso. Ci sono andato anch'io, osserva il presidente Roberto Ciambetti, e sono arrivato qui puntuale per presiedere la seduta. Treviso dista 30 km da Venezia, per chi sa leggere un po' di carte geografiche, ma non tutti possono farlo e ci mancherebbe, e quindi era possibile essere presenti benissimo dalle 9 fino alle 9:20 a Treviso in centro ed essere qua con l'auto mia privata alle 10:05 per iniziare la seduta. Ciambetti non risparmia una frecciata alla sua compagna di maggioranza Elena Donazzan, assessore regionale a lavoro e istruzione, che 24 ore prima lo aveva invitato a lasciar perdere il Consiglio e raggiungerla sulla cima del Monte Grappa per celebrare l'unità nazionale insieme agli alpini. Qualcuno probabilmente è povero di idee ed argomenti e si nasconde dietro gli alpini, e questo mi dispiace molto per gli alpini e dà molto fastidio agli alpini questa cosa, si nasconde dietro appunto a questioni che lo volevano comunque lontano da quest'Aula. Il compito del Consiglio regionale prima di tutto è rappresentare i cittadini che lo hanno eletto in Consiglio regionale. Sulla stessa linea il capogruppo leghista Nicola Finco, che invita Donazzan a tornare nei ranghi o in alternativa a presentare le proprie dimissioni. Non capisco la presa di posizione dell'assessore Elena Donazzan. Certo è che queste polemiche non fanno altro che far male alla maggioranza, però penso che l'assessore dovrebbe anche prendere una decisione. Se non gli va bene l'alleanza con la Lega, faccia ovviamente un passo indietro, decida da che parte stare, perché è troppo comodo vincere con la Lega e poi criticarla continuamente sulle strategie politiche.